Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani. Il segretario Bella annuncia la convocazione al Ministero il 22 aprile da parte del ministro Salvini. Fermo sospeso con effetto immediato, ma resta lo stato di agitazione in attesa di risposte concrete. La frana di Niscemi il giorno dopo il terremoto giudiziario con 13 indagati, tra i quali 4 presidenti della regione. La politica reagisce. Il ministro Musumeci: ciò che avevo da dire l'ho detto in Parlamento. Intanto resta aperto il fronte del difficile rientro degli sfollati. Palermo: salgono a 4 gli indagati tra proprietari o responsabili delle imprese coinvolte per omicidio colposo nella tragedia sul lavoro in via Marturano, nella quale hanno perso la vita 2 operai. Catania: incendio in un palazzo di via Prati, fiamme da un garage al piano terra e densa colonna di fumo. Evacuato l'edificio, sul posto vigili del fuoco, polizia e 118. Claudio Baglioni celebra i 40 anni di La Vita e Adesso con un tour estivo che partirà da Lampedusa, 6 date tra luglio e agosto nelle principali location siciliane. Oggi la presentazione a Palazzo dei Normanni. Nasce a Catania l'area territoriale di ricerca del CNR, un polo d'eccellenza unico che unisce scienza, imprese e territorio. Calcio: il Catania ricomincia da Toscano, primo allenamento diretto dal tecnico, tornato sulla panchina rossazzurra dopo l'esonero di Viali, chiuso il rapporto con il direttore sportivo Pastore. Bentrovati. Il ministro Matteo Salvini ha convocato gli autotrasportatori siciliani, dunque sciopero sospeso fino al giorno in cui avverrà a Roma l'incontro. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Si riaccendono i motori e il cibo torna a viaggiare verso la grande distribuzione. Si ferma lo sciopero degli autotrasportatori siciliani. Il blocco totale dei porti commerciali viene sospeso con effetto immediato, annuncia Salvatore Bella, segretario del Comitato Autotrasportatori Siciliani. Più volte invocato, si terrà infatti a Roma il 22 aprile l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Porteremo le nostre istanze al ministro nella speranza che vengano accettate. Quindi a partire da adesso il fermo viene revocato. Gli autotrasportatori chiedono il contenimento del caro carburanti e l'abbattimento delle tariffe marittime. Un ruolo importante nel favorire il dialogo tra istituzioni e autotrasportatori l'ha avuto Giovanni Arena, presidente di Vegè, colosso della grande distribuzione, pubblicamente ringraziato al Comitato dei Trasportatori. La sua mediazione col ministro è stata anticipata nella trasmissione Sicilia 24 Focus di Telecolor dall'amministratore delegato del gruppo Vegè. Come presidente di Gruppo Vegè e come delegato di Fedistribuzione si è attivato personalmente per ribadire che bisogna arrivare a un tavolo di concertazione. Stamattina il presidente Arena si è riferito esclusivamente alle problematiche della Sicilia. Blocco sospeso dunque sino al 22 aprile. Ora tocca al ministro Salvini fornire le garanzie richieste. Voltiamo pagina. Il giorno dopo il terremoto giudiziario con 4 presidenti della regione indagati per l'inchiesta sulla frana di Niscemi, mentre i comitati dei residenti pronti a una class action. Sentiamo Gerry Italia. A quasi 3 mesi dalla frana che il 25 gennaio ha sconvolto Niscemi, la procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati tra vertici politici e dirigenti regionali, un passaggio atteso che riaccende però il dibattito in città. A Niscemi la vita sembra riprendere lentamente il suo ritmo, le transenne sono state arretrate, i mezzi di soccorso non ci sono più, ma la ferita resta visibile non solo nel terreno ma anche tra i cittadini. Nel quartiere più vicino al fronte franoso si torna a parlare ogni giorno di ciò che non è stato fatto, interventi previsti e opere mai realizzate, e intanto il ritorno alla normalità è lento. Molti sfollati sono rientrati da poco, altri vivono ancora nell'incertezza. Daniela, insegnante, è rientrata nella sua abitazione appena 3 settimane fa e oggi rilancia la necessità di tutelare chi è rimasto escluso dagli aiuti. Siamo passati dal vivere nel vanto di essere residenti nella parte più antica della nostra città al vedere i nostri immobili completamente svalutati da questo disastro ambientale che ha devastato la nostra città.
Abbiamo intenzione di promuovere una class action affinché i nostri diritti vengano tutelati e affinché i responsabili ne rispondano nelle sedi opportune. Secondo gli inquirenti, gli interventi per la mitigazione del rischio erano stati progettati e finanziati, lavori che però, stando alle indagini, non sarebbero mai stati realizzati. Una ricostruzione che alimenta la rabbia soprattutto tra commercianti e residenti che in questi mesi hanno visto le proprie attività fermarsi. Di qualcuno la colpa è e qualcuno dovrebbe assumersi le responsabilità, perché le attività e gli esercenti di Niscemi da 60 giorni vivono in uno stato di precarietà, in uno stato di economico davvero molto grave. Qui, tra le case in bilico sul pendio e i cartelli della zona rossa, resta la sensazione che la frana abbia portato alla luce una lunga storia di omissioni, una verità che ora la magistratura prova a ricostruire. E adesso veniamo alle reazioni della politica dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri di 4 presidenti ma anche di 9 funzionari per i mancati interventi sulla frana. Il ministro Musumeci ricorda di essere stato il primo a parlare di questa vicenda in Parlamento. Manlio Viola. Nessuna richiesta e nessun progetto di intervento è mai arrivato nell'arco degli ultimi 9 anni da Niscemi all'Ufficio regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. Lo scrive in una nota ufficiale proprio l'ufficio del commissario straordinario per gli interventi dopo l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Gela di 13 persone, fra cui funzionari e dirigenti dell'ufficio e gli ultimi 4 presidenti della regione per i mancati interventi proprio sulla frana di Niscemi. L'ufficio sposta dunque l'attenzione e descrive la procedura di legge che la Procura non avrebbe tenuto in nessuna considerazione. Di fatto sarebbe toccato al Comune o al libero consorzio presentare il progetto e chiederne il finanziamento, passaggi mai effettuati, e senza questi passaggi gli uffici non hanno per legge nessuna possibilità di intervento. È la spiegazione tecnica che segue le reazioni politiche, a cominciare da quella dell'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci, che ribadisce di essere stato il primo a parlare di questi fatti. Ciò che avevo da dire l'ho già detto in Parlamento, sostiene Musumeci. Si dice sereno anche l'attuale presidente Renato Schifani, sicuro di aver agito correttamente, e anche Gaetano Galvagno, presidente dell'ARS, come Giorgio Assenza, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolineano che dell'inchiesta emergerà anche chi si è comportato correttamente. Di atto dovuto parla anche l'ex presidente Raffaele Lombardo e sottolinea la propria assoluta estraneità ai fatti. Va oltre soltanto l'ex presidente Rosario Crocetta, che non ne sapeva niente. Nei miei 5 anni di governo nessuno mi informò mai della situazione di Niscemi, dice nella sua dichiarazione. E sono saliti a 4 gli indagati per omicidio colposo nell'inchiesta per la tragedia sul lavoro in via Marturano a Palermo, ricostruita la sequenza di errori e omissioni che ha portato alla morte di 2 operai. Il servizio. Una drammatica sequenza di errori e di omissioni sarebbe alla base della tragedia di via Ruggero Marturano a Palermo, costata la vita a 2 operai precipitati con il cestello della gru su cui stavano lavorando nel sottobalcone dell'attico di un condominio. Salgono a 4 le persone indagate per omicidio colposo. Si tratta del proprietario dell'immobile che ha commissionato i lavori senza accertarsi della regolarità, del titolare dell'impresa Ediltech Salvatore Macaluso e adesso anche del titolare dell'impresa che ha affittato la gru Giovanni Agliuzza, oltre che del gruista incaricato del movimento del mezzo Vincenzo Costa. La sequenza di errori ed omissioni inizia con la mancata richiesta di apertura del cantiere, che avrebbe dovuto comportare la chiusura di una porzione della strada. Continua con la lamentela del gommista sottostante davanti alla quale la gru era stata posizionata e finisce con lo spostamento del mezzo troppo lontano dall'area dell'intervento. Sarebbe questo il passaggio decisivo. Il braccio della gru sarebbe stato esteso troppo e la gru stessa si sarebbe sbilanciata. Per questo il braccio avrebbe ceduto piegandosi e causando il crollo. Il mezzo è dotato di un sistema di sicurezza che dovrebbe impedire questa estensione eccessiva, ma gli avvisi sarebbero stati ignorati. I periti dovranno stabilire se il sistema sia stato addirittura manomesso. Intanto oggi sono stati celebrati i funerali della prima delle 2 vittime, l'operaio romeno di 51 anni, mentre domani dovrebbe toccare i funerali del tunisino di 41. Tragedia all'alba di oggi a Palermo, nel violento scontro tra un'auto e un monopattino. In Corso dei Mille è morto un uomo di 30 anni, il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, mentre sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. È catanese la giornalista siciliana corrispondente del Corriere della Sera che ha intervistato Trump nella telefonata in cui attaccava la premier Meloni. L'ha incontrata Lorena Dolci. Ma come si fa a chiamare al telefono l'uomo più potente del mondo? Attraverso quanti filtri bisogna passare? Nessuno. Nessuno? Ci stai dicendo che hai il suo telefono? Sì.
Viviana Mazza, siciliana di 47 anni, è la giornalista che ha chiamato il presidente Trump e con quella intervista telefonica carica di accuse ha sancito la rottura di un idillio con la nostra premier Meloni. In questi giorni è in vacanza tra Catania e Taormina in visita alla sua famiglia. È chiaramente una presidenza unica nel suo genere, anche il fatto di poter chiamare il presidente degli Stati Uniti per telefono, io non credo che sia qualcosa che anche i colleghi americani che hanno ancora anche più anni di carriera alle loro spalle di me avrebbero potuto immaginare. Dal 2022 Viviana segue per il Corriere della Sera i fatti americani, testimone oculare dei cambiamenti politici in atto, dagli incontri in Alaska con Putin allo scandalo degli Epstein File, alle guerre che infiammano il mondo. Per esempio il momento in cui Zelensky andò alla Casa Bianca e questa rottura questa strigliata in mondovisione. Questa strigliata si realizzò davanti ai nostri occhi. A Catania gli studi e i primi passi nel giornalismo, poi un master a New York e l'inizio di una brillante carriera. Restare o partire? Il suo consiglio ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Se hanno la possibilità di restare, questa è una terra incredibile, fantastica, dove ci sono delle cose che non troverete da nessun'altra parte. Quindi sicuramente dipende anche dal loro, cioè per ciascuno secondo me dipende da quello che tu, da che cosa sei bravo a fare. E l'intervista più ampia a Viviana Mazza sarà trasmessa nel corso del nostro Focus in onda su Telecolor giovedì 23 aprile alle 14:30. Andiamo a Catania, un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in un palazzo di 4 piani in via Prati nel quartiere Picanello. Vedete le immagini, le fiamme si sono sprigionate al piano terra all'interno di un garage dove erano depositate masserizie varie. Le persone presenti nell'edificio sono state fatte evacuare con una autoscala e affidate al personale del 118. Visibile da parecchi luoghi della città un'alta colonna di fumo nero, in azione diverse squadre di vigili del fuoco, sul posto anche la polizia. E adesso ci fermiamo e torneremo subito dopo con Claudio Baglioni, che ha presentato proprio a Palermo il suo tour che toccherà per 6 date la Sicilia. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, Claudio Baglioni ha scelto Palermo, Palazzo dei Normanni, anche al cospetto di un pubblico prevalentemente giovane, per presentare il suo tour estivo. La vita è adesso, un progetto musicale che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell'album. Sono 6 le date siciliane e partirà dalla sua amatissima Lampedusa. Marco Gullà. La vita adesso nel vecchio albergo della terra. La vita è adesso. Il gran tour estivo di Claudio Baglioni toccherà anche la Sicilia con 6 date, da Siracusa ad Agrigento, poi Palermo e Catania. Il tour inizierà invece da Lampedusa, tappa simbolo della carriera di Baglioni. Oggi pomeriggio nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo il cantautore ha presentato il suo tour, un momento di grande emozione, soprattutto quando Baglioni ha parlato di Lampedusa, la sua seconda terra per appartenenza. Anche oggi, guardando la forma geografica della Sicilia, dicevo, vedi che sembra Lampedusa ma molto più grande. E però mi fa veramente piacere, grazie a te. Baglioni, che ha anche incontrato nell'occasione gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, ha poi parlato della Sicilia, della sua bellezza, dei suoi colori. Ci tenevo a farlo proprio nei luoghi della bellezza. Allora la parola bellezza noi la nominiamo tantissimo, ma molte volte sembra qualcosa che sia laggiù, lontano, o che sia un mondo, un universo, una categoria. La Sicilia è un territorio unico, credo che non ci sia al mondo una cosa, un luogo, una zona, un posto dove si radunano così tante specialità. Le date siciliane: il 23 e il 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 26 luglio alla Live Arena di Agrigento, il 28 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 31 luglio e l'1 agosto al Teatro Antico di Taormina.
E nasce a Catania l'area territoriale di ricerca del CNR, un polo di eccellenza che unisce scienza, imprese e territorio. Adelaide Barbagallo. Catania si conferma polo d'eccellenza per l'innovazione tecnologica e scientifica. È stata istituita ufficialmente l'area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una struttura che nasce per unificare e potenziare la presenza dell'ente sul territorio, proponendosi come interlocutore unico per istituzioni, università e imprese locali. È uno strumento di coordinamento importante per gli istituti del CNR a Catania. E poi si vuole porre anche come un interlocutore per le istituzioni, per il territorio, l'impresa. Quanto è importante la ricerca proprio in questo periodo storico così particolare? La ricerca è fondamentale perché intanto porta benessere alle persone, migliora la loro qualità della vita in tutti i campi, e qui a Catania operano istituti nel campo della chimica, del patrimonio culturale, della medicina, della fisica, delle scienze cognitive, quindi tutto questo deve essere un motore di sviluppo del nostro territorio. L'obiettivo è fare rete e valorizzare le competenze, un'area dai numeri importanti. Eh sì, 240 sono le unità di personale coinvolto tra ricercatori tecnici e personale amministrativo. A questi aggiungiamo 60 giovani ricercatori a tempo determinato. La presentazione ufficiale è avvenuta nella sede di via Paolo Gaifami, segnando un passo cruciale per lo sviluppo economico e sociale della città etnea. Catania sta diventando baricentrica rispetto a tanti interessi di gruppi industriali importanti che stanno volendo consolidare la loro forza nella nostra città. Da oggi Catania ha dunque un nuovo, fortissimo punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione, un'alleanza strategica tra scienza e territorio. Catania diventa anche capitale della robotica, in corso la sfida nazionale tra 860 studenti, 11 le regioni italiane rappresentate. Tonino De Mana. Cosa sta facendo in questo momento? Deve girare il labirinto, riconoscere delle vittime che possono essere o i cerchi o delle lettere greche. Esibizioni sul palco, gare di calcio da tavolo, percorsi accidentati, sfide 1 contro 1 e tra scuole. L'Istituto Archimede di Catania sta ospitando negli spazi di Sicilia Fiera Mister Bianco la finale nazionale di RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l'accesso ai campionati europei e mondiali. In gara 860 studenti in rappresentanza di ben 11 regioni italiane. A fare gli onori di casa proprio l'Archimede. È un onore e anche un grande impegno essere riusciti a fare venire per questa occasione tutte le scuole dall'Italia e tutte le squadre che partecipano alla robotica. Gli fa eco l'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi. Grazie alla scuola Archimede, che è la scuola capofila a livello nazionale di questo RoboCup 2026, è un'iniziativa dove tantissime scuole, più di 800 ragazzi delle scuole superiori ma anche qualche scuola media, si sfidano in modo costruttivo sulle innovazioni di robotica. Lo fanno in modo costruttivo portando non solo la robotica ma anche con uno sketch teatrale insieme alla robotica. La competizione nasce per avvicinare gli studenti alla robotica e all'intelligenza artificiale attraverso attività pratiche, favorendo l'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali. E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo subito dopo con il calcio e con il ritorno di Toscano per il Catania. Oggi il primo allenamento, il nuovo primo allenamento di Toscano. Torniamo tra poco. E siamo adesso al calcio con il Catania che ricomincia da capo, lo fa con Toscano, il tecnico che ha iniziato la stagione, lo fa senza direttore sportivo. Ennesima rivoluzione dunque per inseguire l'obiettivo della Serie B. Marco Carli. Dove eravamo rimasti? A questo gol di Casasola con l'Altamura che ha dato la vittoria al Catania. Poi la corsa per di fiato, le parole a favore del proprio allenatore. Inutili. È stata l'ultima partita di Toscano alla guida del Catania. Oggi il ritorno. Il primo allenamento del nuovo corso dopo che il precedente, quello di William Viali, è durato 4 partite. La gara negativa col Picerno e l'altra sconfitta senza reazione, senza idee, con 2 gol, soprattutto il secondo presi in modo incredibile, oltre ai dialoghi fra giocatori e dirigenza, hanno portato all'avvicendamento. E adesso Toscano riparte. Tocca a lui
lui provare a portare il Catania in B attraverso i playoff dopo un mese in cui era rimasto comunque al centro del dibattito, prima con le vicende legate al suo contratto, poi con i risultati di Viali e con la tifoseria che ne chiedeva a gran voce il ritorno. Con lui si proverà a ricompattare il gruppo, che di conseguenza non avrà alibi in vista degli spareggi. La prima notizia dall'infermeria è negativa per il tecnico calabrese, l'infortunio muscolare per Casasola, riportato la scorsa settimana, lesione al retto femorale della gamba destra, già iniziato il percorso di recupero. Il ritorno di Toscano, si diceva, e poi Pastore che va via, chiusura del rapporto professionale per un ruolo, quello del DS, che non gode certo di fortuna con questa dirigenza, chiusi i rapporti per motivi ovviamente diversi con la Neri, Faggiano e appunto con Pastore. Quest'ultimo aveva avuto il merito di togliere gli esuberi e da qualche tempo era un po' ai margini e non ha partecipato ai vari avvicendamenti di allenatori. Insomma, altra rivoluzione per rincorrere l'obiettivo stagionale che resta la B, nonostante tutto. Adesso chiudiamo con una notizia: fallimento scongiurato per il Siracusa Calcio. Il Tribunale di Siracusa ha infatti preso atto del ritiro dell'istanza presentata dai creditori grazie a un piano di risanamento del debito, salvando almeno per adesso la società del presidente Alessandro Ricci. Ricordiamo che alla mezzanotte scade il termine per il pagamento di stipendi e contributi. Una eventuale inottemperanza farebbe scattare l'ennesimo deferimento con conseguente penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione di Sicilia 24 finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.